Signori, Igor Tudor è il nuovo allenatore della Juventus. Detto questo, ora vi dico la mia e quello che ne penso da tifoso napoletano. Innanzitutto iscrivetevi al canale, è gratis e in descrizione trovate il secondo canale, ovvero Diego e Babbo, che parla di gameplay. Detto questo, in descrizione trovate anche il gruppo Telegram con notizie H24 sul Napoli. Ma partiamo subito ragazzi, partiamo subito con la notizia diciamo più eclatante della settimana, ovvero l'arrivo di Tudor alla Juventus. La Juventus ha raggiunto un accordo verbale con Igor Tudor per sostituire Thiago Motta negli ultimi mesi di stagione. La decisione andrà formalizzata, ma l'esonero di Motta potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Tudor ha atteso in serata a Torino il racconto della giornata in tempo reale con Sky Sport 24, quindi andate sul sito di Sky Sport 24 così avete tutte le notizie proprio sull'arrivo di Tudor alla Juventus. Allora, gli ingressi in corsa di Tudor, io vorrei soffermarmi anche su questa cosa. Ha la fame di allenatore bravo a migliorare la situazione che trova. È successo in passato 2 volte a Udine, in entrambi i casi ha salvato la squadra e 2 stagioni fa alla Lazio, portandola dal nono al settimo posto, ma senza centrare né qualificazione in Champions League né la finale di Coppa Italia KO contro proprio la Juventus. E io aggiungerei una cosa a questa vicenda Lazio. Io non vorrei che l'arrivo di Igor Tudor andasse a peggiorare la situazione che c'è in questo momento fra i giocatori della Juventus, ovvero sappiamo tutti che Tudor alla Lazio voleva fare fuori tutti, Guendouzi, Zaccagni, tutti quelli che c'aveva sotto mira li voleva buttare nel cesso, va bene? E questo lo sanno benissimo i tifosi laziali. Quindi quello che penso io, poi può darsi pure che sia una stronzata, ti sei tolto dalla padella bollente, hai tolto la padella bollente e secondo me ti stai proprio andando a mettere sulla brace. Io la scelta di Tudor, secondo me, è una scelta sbagliatissima. Sbagliatissima, voglio, ma veramente sbagliata. Io mi sarei andato a prendere Mancini, esperienza, classe, che io mi ricordo qualche Juventino disse Sarri non è da Juventus perché non c'ha la classe. Ragazzi, ma Tudor l'avete mai visto Tudor? Avete mai visto una conferenza stampa di Tudor? Ragazzi, dai, per piacere. Perché se Sarri era inadeguato al ruolo da allenatore della Juventus, perché si metteva il pantalone, non si metteva il pantalone, la giacca, la cravatta. Tudor sì, se la mette la giacca e la cravatta, ma allo stesso livello di Maurizio Sarri, ragazzi. E poi, quello che io non concepisco una cosa, voi avete esonerato Thiago Motta, scelta comprensibile? Comprensibile, ma la Juventus in questo momento è vicinissima al quarto posto. Cioè, ragazzi, nel bene o nel male, Motta comunque si sarebbe preso la qualificazione in Champions League e chi dice di no è stupido, dai ragazzi, è stupido perché la squadra che ha la Juventus è superiore alla Roma, al Milan, al Bologna, alla Lazio, a tutte le squadre che sono sotto di loro. È superiore, ma pure al Bologna è superiore. Voglio. Voi non date tempo alle persone di adattarsi. È normale, quello che viene dal Bologna sa ad adattare. No, allo stile Juventus, come dite voi, lo stile Juventus si deve vedere subito. Ragazzi, ma voi non avete dato spazio a un certo Maurizio Sarri. Pirlo, prima di essere esonerato, ha portato 2 trofei. Due in un anno, 2 trofei vi ha portato Pirlo. Non è che fece malissimo Pirlo, eppure comunque fu esonerato. Perché? Perché non avete pazienza, non sapete aspettare. Voi volete vincere subito, dobbiamo vincere. Se c'era un altro vincevamo lo scudetto, ma chi te lo dice? Chi te lo dice? L'obiettivo stagionale della Juventus era di arrivare in UEFA Champions League. Stai al quinto posto, o al quinto o al sesto, ma non mi ricordo. Sei lì, te la stai giocando con il Bologna. Fino a poco tempo fa si parlava di Juventus che era addirittura in corsa per lo scudetto. Non comprendo, io non comprendo, non me ne vogliate. Poi abbiamo perché la scelta di un traghettatore, dice Sky Sport, e dice l'intenzione della società è quella di avere le mani libere per scegliere l'allenatore a cui affidare il progetto della prossima stagione, avendo a disposizione più tempo e più scelta.
Questo a prescindere non escluderebbe Tudor, ma la scelta definitiva i bianconeri non la vogliono fare ora, è per questo che le altre candidature, Mancini compreso, sono sfumate. Il calcio di Tudor, parliamo anche dello schema, il sistema di gioco preferito è il 3-4-2-1, che ha adottato in tutte le sue esperienze passate anche alla Lazio, ereditata da Maurizio Sarri, cambiò subito dal 4-3 usando fino a quel momento la difesa a 3. Potrebbe fare lo stesso anche la Juventus, identità e appartenenza saranno i due concetti da cui ripartire, peraltro concetti molto cari alla proprietà bianconera. È un duro, un motivatore, ha fatto il giro del web la frase con cui motivò Castellanos prima di Lazio-Juventus, ovvero di dall'altro lato c'è il difensore più forte del mondo. Tudor, per piacere, non servono queste stronzate per far sì che l'attaccante diventi Van Basten, Battistuta. Cioè, ragazzi, non scherziamo proprio, perché Castellanos sta facendo schifo pure se si trova un Verona. Cioè, di che cazzo parli, Tudor? Per piacere, dai, vuoi fare tanto il fenomeno, vuoi fare? Dai. Io continuo a ribadire, questa scelta a me non mi convince per niente. Non mi convince per niente. L'allenatore, secondo quanto risulta a Sky Sport, ha accettato 3 mesi di contratto più un'opzione in favore della società in caso di qualificazione in Champions League. Tudor in serata a Torino, l'allenatore sarà in città già oggi dopo aver raggiunto con la società un accordo verbale che sarà formalizzato in questione, ma la decisione ormai è presa via Motta, a suo posto Tudor. Si attende solo l'annuncio ufficiale da parte della Juventus. E io... Condò, Thiago Motta ha pagato la scarsa flessibilità. Jacobelli con Tudor mi aspetto una Juve più orgogliosa. Sì, ma io con tutto il rispetto, ma Massimiliano Allegri, la passata stagione, che è uscita dalla Champions League, ha portato comunque la Coppa Italia. Vabbè, quindi un trofeo te l'ha portato. È stato massacrato, è stato mandato via dopo aver fatto il triplo di quello che ha fatto Thiago Motta. Mo, la domanda è uno, caro Juventino. Tu sei contento di Tudor? Ma dovete essere onesti, siete contenti della scelta della società di andare a prendere Tudor e se poi vai a prendere Mancini nella prossima stagione? Perché io sento dire c'è Zinedine Zidane, c'è Zidane, viene Zidane, c'è Conte, verrà Conte, non vi preoccupate, verrà Conte. In questo momento c'è talmente tanta confusione in questa società Juventus, vabbè, che tu chi metti, e l'abbiamo visto col Napoli, l'avete visto col Milan, non farà fare lo switch ai giocatori, che belle e buone diventano fenomeni solo per il cambio modulo. Qui devi agire a livello mentale dei giocatori. Io quando vi dissi la passata stagione per il Napoli, serve uno psicologo a questi ragazzi, perché non hanno retto la botta emotiva dello scudetto e l'anno dopo pensavano di essere infermabili, ingiocabili, come dice il buon Mkhitaryan, se non erro. La Juventus ha fatto lo stesso. Prendi uno psicologo prima, parla con i ragazzi, parli con l'allenatore e poi si vede. Io ribadisco, a me la scelta di Tudor sinceramente non mi fa impazzire. Sarei andato su Mancini, su un profilo che già sa come si vince. Voi volete vincere subito, allora vai a prendere Mancini, ma da subito, perché tu il gioco lo devi andare a creare in questi ultimi mesi di campionato per avere poi lo step in più la prossima stagione. Detto questo, fatemi sapere voi, sempre comunque Forza Napoli. Ciao, ci vediamo alle 18.